Saluto tutti voi che siete in comunicazione, in contatto con questo servizio sulle bellezze e la storia e l'arte di Castelfranco Veneto, in particolare oggi del Duomo, chiesa di Santa Maria Assunta e San Liberale. Vi ringrazio per la gentilezza di stare in ascolto e in visione. Auguro davvero un momento gioioso per tutti voi, perché qui troviamo secoli di storia, troviamo la fede di una città, troviamo la bellezza di grandi artisti, la cui presenza è rappresentata da queste opere stupende. Con l'occasione vi auguro buona Pasqua e buona visione nella pace di Gesù risorto per noi e per il mondo. Buongiorno, benvenuti a Castelfranco. Oggi visitiamo il Duomo e in particolare un luogo che non è conosciuto nemmeno da tutti i castellani. La sacrestia, costruita nella seconda metà del Settecento su progetto di Francesco Maria Preti, insieme a tutto il resto del Duomo, è ancora oggi il luogo per la vestizione dei sacerdoti prima delle celebrazioni. Ma dal 1818 assurge a vera e propria pinacoteca cittadina. In occasione del dono, ricordato nella lapide sopra la porta, da parte del nobile Filippo Balbi, di 7 lacerti provenienti dalla decorazione della Villa Soranzo di Poisolo. La Villa Soranza di Poisolo, progettata da Michele Sammicheli e decorata intorno al 1551 da Paolo Veronese, Anselmo Canera e Giovan Battista Zelotti, arrivò per via ereditaria al nobile Balbi. Prima del drammatico epilogo, il proprietario, Filippo Balbi, che si dilettava di fisica e di chimica, staccò ben 108 lacerti di questi affreschi con una nuova tecnica, che staccava la pellicola pittorica riposizionandola su una tela di lino. Questi lacerti vennero conservati per diletto del proprietario in un piccolo palazzetto costruito a San Floriano di Campania. I 7 frammenti che vedete alle mie spalle, donati da Filippo Balbi nel 1818 al fabbricè Francesco Trevisan per il Duomo di Castelfranco, sono il corpus più consistente del resto della decorazione. La piccola raccolta della sacrestia, dunque, rappresenta la testimonianza della produzione di Paolo Veronese a Castelfranco, dato che la maggior parte dei lacerti raccolti dal Balbi a San Floriano andò dispersa dopo la sua morte. Secondo la testimonianza di Ridolfi, la villa era decorata in tutte le sue parti, con logge che ospitavano divinità, stanze con graticci di vigne e uccelli. Dobbiamo ipotizzare quindi delle stanze decorate da finte architetture sulle quali trovavano posto figure di virtù e di allegorie e dei soffitti con degli sfondati architettonici che simulavano aperture virtuali su cieli e paesaggi. I Five Hebrew Love Songs di Eric Whitacre, compositore americano vivente, sono 5 piccoli aforismi musicali scritti in lingua ebraica. Il compositore li scrisse nel 1996 sulla scia di 5 brevi poesie scritte da quella che all'epoca era la sua compagna e diventò poi sua moglie. Sono 5 piccoli quadri di amore coniugale che l'autore americano mette in musica
lasciandosi provocare dalla tradizione vocale, musicale, melodica e dalle suggestioni della tradizione ebraica, del canto ebraico. Si sente riecheggiare all'interno di ogni brano un andamento e un melodizzare tipici di questa tradizione musicale, a noi così lontana, ma peraltro molto ben contestualizzata dall'autore americano in un linguaggio a noi sicuramente più prossimo. Desidero mettere in evidenza in particolar modo le particolari suggestioni che riesce a creare nel quinto di questi brevi aforismi dedicato alla neve, i cui fiocchi che cadono dal cielo paragona a dei sogni, quindi alla levità, alla leggerezza dei sogni. Volevo mettere appunto in evidenza all'ascolto proprio il carattere timbrico e la ricerca timbrica che il brano assume all'interno di questi piccoli quadretti sonori e la grande suggestione anche all'ascolto che l'autore riesce a creare attraverso le voci e gli strumenti. I brani sono eseguiti dal coro da camera del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto e dal quartetto d'archi del Conservatorio, formato da studenti e da me condotto all'interno di un progetto didattico che il Conservatorio e la sua direzione supporta ormai da alcuni anni. Grazie e buon ascolto. I 4 lacerti che stanno nel registro superiore, che oggi sono stati ridotti a degli ovali, rappresentano 4 putti, 3 dei quali giocano su una balaustrata e uno che gioca con una ghirlanda di fiori e di frutta. I 2 ovali di destra certamente attribuibili a Veronese, i 2 di sinistra probabilmente a coloro che lavoravano insieme con lui, cioè Giovanni Battista Zelotti o Anselmo Canera. Probabilmente facevano parte di una decorazione di un soffitto, di uno sfondato architettonico attorno al quale stava questa grande balaustrata. Le 2 figure di allegorie, a destra la giustizia e a sinistra la temperanza, dovevano essere 2 sovrapporti all'interno di una stanza nella quale erano raffigurate le virtù cardinali, lo spadone e la bilancia, e a sinistra la figura della temperanza con l'idria e il vaso ai suoi piedi per temperare acqua fredda e acqua calda. Le figure di allegorie che Paolo mette in scena all'interno della decorazione della Soranza mostrano il debito con la cultura manieristica dell'epoca. Paolo poteva accedere
a due correnti del manierismo contemporaneo. Da un lato al manierismo di origine romana, proveniente dalla decorazione di Palazzo Te da parte di Giulio Romano e di altri pittori manieristi, dall'altro dalla cultura manierista padana, che vedeva in Parmigianino uno degli epigoni maggiori, in particolare la monumentalità delle figure, le ricche acconciature ingioiellate e queste facce tirate all'indietro denotano l'adesione del giovanissimo Paolo, aveva 23 anni, alla cultura manieristica italiana. Il dipinto della Cena in Emmaus di Paolo Piazza proviene dal refettorio del convento dei Servi di Maria di Castelfranco. L'opera fu vista ancora in situ nella seconda metà del Settecento da parte di Nadal Melchiori, che ce ne dà testimonianza. Con le soppressioni da parte dei veneziani di conventi ed enti religiosi, il dipinto fu incamerato intorno al 1772. Ricomparve prima del 1833 proprio nella sacrestia del Duomo, dono del benemerito cittadino Francesco Trevisan, che lo aveva ricomprato fortunosamente dal demanio. La scena è ambientata in una tipica locanda veneta e si organizza in due parti. A sinistra il fatto sacro, Gesù intorno ad un tavolo con una tovaglia riccamente ricamata con i pellegrini di Emmaus. I tre sono proprio vestiti da pellegrini, la bisaccia, il bordone, il petaso, cioè il cappello a larghe falde sulle spalle, serviti da un valletto in abiti contemporanei. La zona a destra mostra donne indaffarate alla cucina, con polli da spennare e animali da cortile pronti per essere cucinati. Alcuni elementi di cultura materiale ci colpiscono, come la grande piattaia con stoviglie di peltro e di rame e in fondo il focolare. In primissimo piano la figura del pingue oste impellicciato che regge nella mano 3 anatre spennate e che porta sull'orecchio un curioso paio di occhiali. La figura doveva essere un monito per i frati contro l'avidità e i peccati di gola. Paolo Piazza, pittore tardomanierista di Castelfranco, mostra la vicinanza ai modi di Paolo Veronese, che poteva ammirare proprio nella decorazione della Villa Soranza a Poisolo, e l'amore per la pittura di genere frequentata in quegli anni proprio dalla bottega dei Bassano e che il pittore poteva conoscere
attraverso la circolazione di stampe, soprattutto dei fiamminghi Sadeler. La vicenda biografica di Paolo Piazza è estremamente interessante. Dapprima pittore laico, poi intorno agli anni 90 diventa frate cappuccino, col nome di frate Cosimo da Castelfranco, e comincia a girare tutti i conventi dell'Europa, arrivando fino alla corte imperiale. Nel dipinto raffigurante la consacrazione episcopale di San Nicolò di Mira dell'ultimo quarto del XVI secolo, Paolo si mostra vicino ai modi del suo omonimo Paolo Veronese. Probabilmente accede a modelli veronesiani attraverso il genero di Paolo, al vise ben fatto dal friso. In effetti Paolo prende a spunto proprio un dipinto di avvise ben fatto per la chiesa veneziana di San Giovanni Crisostomo, raffigurante l'ordinazione episcopale del santo. Paolo attua una semplificazione della composizione di Alvise, soffermandosi in particolare nella descrizione dei tessuti, dei velluti, dei damaschi, dei paramenti sacri e del popolo presente all'ordinazione del Santo Vescovo. Un richiamo bassanesco lo possiamo vedere in questa donna in primo piano che ci fa entrare nella composizione e che sta intimando il silenzio al bambino che prega probabilmente con un tono di voce troppo alto. Un particolare curioso lo possiamo notare nella figura di uomo in fondo alla loggia al centro del dipinto. Si tratta di un chierico che indossa ancora un paio di occhiali, gli stessi occhiali che abbiamo visto nella cena in Emmaus. Probabilmente l'insistenza su questo particolare denota un problema personale che il pittore aveva e possiamo ipotizzare che in quel chierico occhialuto si nascondano le sembianze proprio del nostro Paolo Piazza.
שלג, כמו חלומות קטנים, נופלים מהשמיים. Dopo il dono di Francesco Balbi, la sacrestia si arricchisce di opere provenienti dalle chiese distrutte di Castelfranco e dalle dispersioni napoleoniche. Probabilmente cittadini benemeriti donarono opere proprio ricomprandole alla maniera di Francesco Trevisan. Uno di questi è La Pala di Leonardo Corona, pittore tardomanieristico di fine Cinquecento, proveniente dalla Chiesa dei Servi di Venezia, alla quale era annessa una scuola, la scuola dei tintori, di cui l'anacoreta egiziano Onofrio era il patrono. Un'altra opera interessante presente nella sacrestia è la pala della presentazione al Tempio firmata da Palma il Giovane e datata 1610. L'opera, che si mostra come una ricca composizione compaginata intorno alla figura del bambino che viene presentato al Tempio, è proveniente dal convento di Santa Caterina dei Servi di Maria di Treviso, oggi museo civico. Si tratta dell'unica opera giunta fino a noi documentata tra quelle esistenti presenti all'interno della chiesa e ci testimonia proprio la triste stagione delle dispersioni, stagione nella quale vennero distrutte e svendute opere d'arte quali sculture, dipinti, argenti, che costituivano il preziosissimo patrimonio dei beni religiosi ed ecclesiastici del nostro territorio.
L'Annunciazione di Pietro Damini ci mostra come questo autore di Castelfranco fu un fermo sostenitore dei dettami del Concilio di Trento in fatto di immagini. Secondo i padri conciliari, le opere d'arte avevano tre grandi finalità. La prima, quella di docere, cioè di insegnare le verità di fede, in particolare in questo periodo in chiave antiprotestante. Il secondo aspetto era quello di delectare, cioè di affascinare i sensi e l'animo. Il terzo era quello di movere, cioè di persuadere, di commuovere le viscere dello spettatore, del fedele. L'Annunciazione si mostra davvero un documento di arte controriformata, in una ambientazione nella quale il pittore annulla qualsiasi riferimento di tipo temporale o di tipo ambientale, se non l'unico accenno all'inginocchiatoio. Ecco, si svolge la scena della Annunciazione in una pietas devota e raccolta che mette al centro il fiat di Maria, quel sì che ha dato origine alla incarnazione. L'osservazione del dipinto ci porta ad avvicinare l'artista ai modi dei grandi del Cinquecento veneto, in particolare Tintoretto e Veronese, passando anche attraverso il grande epigone della pittura di fine Cinquecento, inizi Seicento, Palma il Giovane. L'artista, che morì a Padova durante la peste del 1630, aveva due fratelli versati nell'arte pittorica. Giorgio, del quale non conosciamo opere, ma che ci viene ricordato dagli storiografi e che probabilmente lavorava in bottega con lui, e la sorella Damina. Molte altre storie potrebbero venire raccontate sui dipinti presenti nella sacrestia, ma non vi vogliamo togliere la gioia di visitarla. Vi invitiamo quindi a seguirci sui social e sul sito del Comune di Castelfranco Veneto.